Di nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Gianpietro Benedetti accetta la candidatura a condurre Confindustria Udine. Per il presidente amministratore delegato del gruppo Danieli l'obiettivo, in continuità con la presidente uscente Anna Mareschi Danieli, è consolidare l'industria friulana attraverso un lavoro di squadra. Gianpietro Benedetti, presidente e amministratore delegato del gruppo Danieli, ha accettato la candidatura alla presidenza di Confindustria Udine. Il nome del candidato alla successione di Anna Mareschi Danieli è stato proposto dal past presidente della Confindustria friulana Giovanni Fantoni, che ha raccolto il consenso di tutti i partecipanti all'incontro a Palazzo Toriani, dopo giorni di consultazioni per trovare una soluzione. Oltre 50 imprenditori delle industrie maggiormente rappresentative della provincia di Udine hanno trovato convergenza su un nome capace di consolidare l'industria friulana con un determinante lavoro di squadra. La candidatura di Benedetti si pone quindi in continuità con la presidente uscente Mareschi Danieli, che nella nuova squadra ipoteticamente potrebbe entrare in giunta. Il futuro leader avrà il compito di ricompattare gli industriali che hanno trovato accordo sul nome dopo la scadenza dei termini per le autocandidature. In questi giorni continueranno le consultazioni per arrivare al 5 novembre alla convocazione del Consiglio generale. In questa occasione basterà il 50% più uno dei voti e la conferma del nome, con la conseguente elezione che è prevista entro dicembre. Una settantina di migranti sono stati rintracciati nella notte tra Pozzuolo, Udine e Castions di Strada. Uno di loro è stato portato in ospedale per lesioni alla testa, forse per una caduta. Una cinquantina di migranti sono stati rintracciati intorno alle 2 di oggi a Castions di Strada, all'altezza della rotonda del ristorante Napoleone, notati camminare a bordo strada al buio da diversi automobilisti. Numerose le chiamate al 112 sul posto, i carabinieri di Mortegliano e delle altre stazioni della compagnia di Latisana per l'identificazione e il successivo trasporto con le corriere alla ex caserma Cabarzerani di Udine, dove sono stati avviati a triage e quarantena. Si tratta di cittadini pakistani, afghani e del Bangladesh, tutti maggiorenni senza documenti, in buone condizioni di salute, eccetto uno che è stato accolto all'ospedale per lesioni alla testa, forse per una caduta accidentale. E nel pomeriggio di ieri invece in via Cividale a Udine i carabinieri hanno individuato un migrante che si è presentato di fatto in via Cividale, vicino all'ex caserma Cavarzerani, dove è poi stato accolto dopo aver richiesto asilo. E sempre ieri pomeriggio un under 18 si è presentato invece alle porte di una struttura per minori non accompagnati del capoluogo friulano, dove è stato accolto perché ha richiesto asilo. E infine un altro gruppo di 20 migranti è stato fermato questa mattina tra Pozzuolo del Friuli e Udine. Sono riprese questa mattina presto le ricerche di Franco Molaro, il 47enne di Sedegliano che è uscito di casa domenica, non ha fatto rientro. I familiari hanno dato l'allarme, si è attivata la macchina dei soccorsi, la sua auto è stata trovata vicino a una centralina elettrica a Coderno. Oggi in campo i vigili del fuoco di Udine, Belluno con i cinofili, Venezia con elicottero del nucleo Volo e Gorizia. Sul posto anche carabinieri, polizia locale, protezione civile. La famiglia si appella a tutti coloro che possano averlo visto. È alto 1,80 m, pesa 76 kg, è stempiato, porta con sé un borsello a tracolla nero, indossa scarpe chiare, ginniche. Chiunque ha informazioni deve chiamare l'112. Si svolgerà venerdì 5 novembre all'Auditorium Comelli di Udine la terza conferenza regionale della lingua friulana, un'occasione per un'analisi sullo stato di fatto, ma soprattutto per raccogliere le proposte di tutti i portatori di interesse sulla Marilenghe. La presentazione si è svolta a Udine nel Palazzo della Regione. Ora sentiamo il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Presidente Zanin, un momento importante di analisi, di riflessione, soprattutto guardando al futuro che vede al centro la lingua friulana, importante anche per lo sviluppo di un territorio. Credo di sì, cioè, la conferenza serve per tracciare nuovi percorsi di una storia identitaria già molto affermata e riconosciuta dalla nostra comunità. Cioè, la comunità si basa su solide basi, che quelle del friulano proprio, ma il friulano va ripensato e rilanciato verso il futuro, quindi verso le nuove generazioni, ma anche verso i nuovi metodi sociali, il nuovo modo del lavoro, dello spettacolo, cioè va in qualche modo rinnovato e ringiovanito per mantenerla sempre al centro di quella che è la base della nostra comunità e specialmente della specialità di questa regione.
Ecco allora quanto è importante questa conferenza regionale, che peraltro porterà proprio qui in regione venerdì 5 novembre tutti gli interlocutori portatori di interesse. Sì, penso che sia un confronto importante, quindi dal confronto delle esperienze di ognuno nasce la sintesi per una proposta che sia impegnativa per tutti e anche stimolante per il futuro. Quindi da questa conferenza speriamo, ma sono sicuro che nascerà anche il friulano del futuro, il friulano per le nuove sfide verso un progresso che speriamo sia un progresso di sviluppo per tutti. Si va delineando più nei dettagli l'itinerario che il Presidente della Repubblica Mattarella compirà in Friuli Venezia Giulia il prossimo 3 novembre. Dopo la cerimonia al Cimitero degli Eroi, il Presidente Mattarella entrerà nella Basilica di Aquileia per ammirare i mosaici. Da lì poi si dirigerà verso Re di Puglia. Sarà la terza visita in Friuli Venezia Giulia in poco più di un mese e mezzo per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 3 novembre presenzierà ad una cerimonia programmata al Cimitero degli Eroi di Aquileia per le celebrazioni del centenario della partenza, proprio dalla città romana, del Milite Ignoto alla volta dell'altare della patria. Il Presidente, che ha fortemente voluto essere presente, come svelato dal sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, deporrà una corona d'alloro al monumento alle 10 spoglie dei soldati che non furono scelti in quel 1921 per diventare il Milite Ignoto e davanti alla tomba di Maria Bergamas, la madre che venne indicata a rappresentare tutte le madri d'Italia che nella Grande Guerra avevano perso un figlio. Dopo la cerimonia solenne, il Presidente della Repubblica visiterà la Basilica e i suoi mosaici per poi lasciare la provincia di Udine e dirigersi verso il rinnovato sacrario di Re di Puglia, anch'esso oggetto di lavori di restauro come il Cimitero degli Eroi. Anche lì, secondo le prime indiscrezioni del programma della visita, deporrà una corona per i 100.000 caduti del sacrario, per poi tornare a Ronchi Legionari all'aeroporto, per tornare a Roma e presenziare la cerimonia del 4 novembre della capitale. Nuovo regolamento di polizia locale, nuova app, la Safe City, per segnalare e ricevere informazioni che riguardano la sicurezza nel proprio territorio. È stata attivata per 7 comuni, quelli della comunità Friuli Orientale. Entra nel vivo il progetto sicurezza della Polizia Locale del Friuli Orientale per i comuni di Buttrio, Cividale, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzaco e San Giovanni. Finanziato dalla Regione, prevede 2 importanti iniziative, spiega il presidente della comunità Friuli Orientale, Enrico Basaldella, che propongono un nuovo approccio della polizia locale nei confronti dei cittadini, maggiore informazione e partecipazione. È in distribuzione a tutte le famiglie una guida in tema di prevenzione di truffe, raggiri, furti, che contiene anche il nuovo regolamento di polizia urbana e le indicazioni per scaricare Safe City, l'app della polizia locale che permette di inviare e di ricevere informazioni e segnalazioni che riguardano la sicurezza nel proprio territorio. Guida e applicazione saranno presentate martedì 26 ottobre nella sala consiliare di Cividale, alla presenza del comandante del corpo di polizia della comunità, il commissario superiore Fabiano Gallizia. L'app consente a tutti gli utenti iscritti di condividere tempestivamente le informazioni riguardo alle situazioni di degrado o pericolo alla quale assistono, comunicando direttamente con le istituzioni preposte per il monitoraggio del territorio. Le informazioni giungono infatti alle forze dell'ordine grazie a una piattaforma di raccolta e gestione dei dati, tutelando la privacy, che consente loro di stabilire in tempo reale le zone calde più a rischio e di collaborare fattivamente e in modo più tempestivo con la popolazione. Viabilità, scuole, sanità e turismo sono alcuni dei temi che il Presidente della Regione Federica ha affrontato con i sindaci delle valli del Natisone, sottolineando come questa parte di territorio dimenticata per anni possa essere un valore aggiunto per tutta la Regione. Relativamente alla realizzazione delle opere, la Regione vuole collaborare il più possibile con i comuni delle valli del Natisone, entrando nel merito dei progetti e offrendo le proprie competenze per superare gli ostacoli di natura burocratica per favorire l'accelerazione dei procedimenti. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, incontrando i sindaci delle valli del Natisone in municipio, a San Pietro al Natisone. Tra gli argomenti sottoposti a Fedriga, lo studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo ponte, con modifica della viabilità sulla statale 54 in località Ponte San Quirino, ma anche sanità, turismo e mancanza di personale nei piccoli comuni. E non soltanto il ponte, che ovviamente è un'opera di viabilità importante per tutte le valli del Natisone, non soltanto per San Pietro al Natisone,
ma un'opera che può oltretutto valorizzare un percorso unico, penso a livello nazionale, come bellezza e come capacità di attrattività turistica. Dall'altro un confronto con il territorio per vedere quali sono le criticità, quali sono le opportunità di valli che per tanti anni sono state dimenticate, ma io penso possano essere un valore aggiunto a livello regionale. Quindi su questo ci siamo impegnati insieme ai sindaci a vedere punto per punto quadro della situazione, capire dove poter intervenire, dalle necessità di viabilità sicuramente, ma anche di opportunità per quanto riguarda i servizi da erogare in questo territorio, oppure per quanto riguarda ovviamente tutta la parte istruzione, che è un altro passaggio fondamentale per tenere vivo un territorio. Su questo l'alleanza regione e territori penso potrà raggiungere effetti importanti. In questi anni, soprattutto a seguito della pandemia, il turismo slow è una delle grandi capacità attrattive di un territorio. Penso che le valli del Natisone possano rappresentare un punto importante di valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia, un territorio non sfruttato fortunatamente, che non è stato negli anni passati devastato dal turismo di massa come è successo in altre aree del paese, che quindi può oggi trovare una nuova luce, una nuova prospettiva in vista appunto delle nuove esigenze del turista. Ed è intervenuta all'apertura del nuovo anno accademico dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine l'assessore regionale Barbara Zilli, che ha sottolineato come il valore dell'Accademia stia nel spaziare in diversi campi del sapere artistico, con un approccio fortemente orientato alle nuove tecnologie e una forte collaborazione con le aziende. Con l'orazione del professor Demetrio Paparoni, critico d'arte, editore, curatore e saggista, è stato inaugurato l'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine, che in pochi anni ha saputo affermarsi tra le istituzioni di riferimento in Friuli Venezia Giulia per la formazione e l'alta cultura, offrendo al contempo concrete opportunità di lavoro e impiego in campo artistico. La struttura, presieduta da Michele Florit e diretta da Fausto De Ganutti, è nata a Udine con lo scopo di offrire una nuova opportunità culturale rivolta alle discipline delle arti figurative, per una formazione di scuola superiore nel settore del design graphic, di architettura di interni e pittura. All'apertura del nuovo anno sono intervenuti anche gli assessori regionali Barbara Zilli e Graziano Pizzimenti. Direi un'eccellenza per questo territorio, perché oltre a stimolare le capacità dei nostri futuri artisti ha saputo stare al passo con i tempi, anche con un'impronta che è molto moderna, con le collaborazioni che l'Accademia ha saputo intessere in questi anni con le realtà produttive e del design non soltanto della nostra regione ma anche con spirito internazionale. L'Accademia è dotata di apparecchiature didattiche di ultima generazione e ha un gruppo di insegnanti altamente specializzati nell'ambito accademico ed artistico. Ad oggi sono attivi diplomi accademici di primo livello in graphic design per l'impresa, architettura di interni e design e pittura, nonché il diploma accademico di secondo livello in graphic design, ai quali si aggiunge il corso triennale in tatuaggio artistico. Ci fermiamo qui, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito, arrivederci.